Napolitano questa mattina, dopo aver incontrato il mondo dell'imprenditoria veronese, ha fatto visita al Vinitaly. Un bagno di folla ha accompagnato la sua passeggiata tra i padiglioni, soffermandosi in particolare a quello del Veneto. Il neoeletto presidente della regione, Luca Zaia, ha fatto gli onori di casa. Quindi Napolitano è intervenuto in Sala Verdi al convegno Il vino italiano e la crisi del 2009. In merito al tema, il professor Fortis, nel presentare le conclusioni dei lavori, ha detto che l'eccellenza dei nostri vini può contribuire al superamento della crisi economica che ha coinvolto anche il nostro paese. Il presidente di Verona Fiere, nel salutare il capo dello Stato, ha annunciato che è stato promosso il concorso per la miglior bottiglia che dovrà celebrare il 150° dell'Unità d'Italia. Il presidente napolitano, rispondendo a Riello, ha espresso la sua soddisfazione per aver constatato nella sua visita che se un tempo esistevano solo poche regioni del vino, ora tutte le regioni del vino sono rappresentate a questa manifestazione in una simbiosi di unità. Poi il capo dello Stato si è congratulato con il presidente di Verona Fiere per l'iniziativa della miglior bottiglia del 150° dell'Unità e attende l'invito per stapparla.